Neve in quota, pioggia a fondovalle, l'ondata di maltempo ha portato 50 cm di neve fresca a Cortina e nel comprensorio del Civetta, 30 falcate. Qualche problema per la viabilità possibile solo con pneumatici da neve, sopra i 1200 metri e sui passi dolomitici meglio le catene. La nevicata ha rovinato la giornata di Coppa del Mondo di sci femminile di Cortina. Dopo la discesa vinta ieri da Elena Fanchini, quella in programma oggi non si è potuta disputare, verrà riproposta domenica alle 11 sempre sull'Olimpia delle Tofane e lunedì andrà in scena il Supergigante. Neve e gli imprenditori dello sci tirano un sospiro di sollievo. Questo è un lancio stupefacente perché fra la neve che vedranno che è arrivata a Cortina, alle immagini televisive, la gara fatta ieri che comunque è stata fatta anche in mancanza di neve naturale, insomma è un cocktail perfetto. Perché lo sci è anche una questione d'immagine. La gente vuole vedere bianco ed è giusto che in questi mesi invernali la montagna si presenti con il suo manto classico immacolato e che soprattutto possa muovere i grandi appassionati dello sci a venire nelle prossime settimane a sciare. Finalmente la neve, ma gli esperti lanciano subito l'allerta valanghe. Il grado di rischio è conseguente agli apporti, il pericolo è già marcato, grado di rischio 3 sulle Dolomiti, moderato, grado di rischio 2 sulle Prealpi. Massima l'attenzione richiesta e nel dubbio è preferibile rinunciare ad un'escursione, pur sognata, a neve fresca.